voi buonasera, bentrovati a questa nuova puntata di Elettroshock. Domenica e lunedì scorsi i cittadini del Friuli Venezia Giulia, i cittadini di 38 comuni della nostra regione sono stati chiamati alle urne per il rinnovo di altrettante amministrazioni comunali. Il primo dato che ha fatto riflettere: in Friuli Venezia Giulia, come nel resto d'Italia, ricordiamo, sono andati al voto nel nostro paese più di 1100 comuni, è quello relativo all'affluenza. In particolare in Friuli Venezia Giulia non si è raggiunto nemmeno il 50%, nemmeno uno su due aventi diritto si sono recati alle urne. Certo, questo è argomento di riflessione, soprattutto se pensiamo che in occasione della tornata elettorale del 2016 in Friuli Venezia Giulia aveva votato il 56% degli aventi diritto, e ricordiamo che stiamo parlando di elezioni amministrative e quindi della scelta del sindaco, dell'amministrazione comunale, di fatto l'organo politico più vicino ai cittadini. È stato più volte sottolineato nei commenti a caldo e poi dei giorni successivi che queste appunto sono elezioni amministrative e non politiche. Ciò nonostante, le riflessioni all'interno dei partiti si sono fatte e si stanno facendo, e come, perché alcune indicazioni sono arrivate che fanno riflettere da una parte e dall'altra certamente. Dicevamo 38 comuni al voto in Friuli Venezia Giulia, tra questi anche due comuni capoluogo, Trieste e Pordenone. Per questi due comuni e per 4 comuni in tutto in Friuli Venezia Giulia c'era la possibilità di andare al ballottaggio. Alla fine il ballottaggio il 17 e 18 ottobre si farà a Trieste e si farà a San Vito al Tagliamento. Nel pomeriggio di lunedì la nostra lunga maratona elettorale per seguire le operazioni di spoglio in tempo reale. Oggi a bocce ferme i ragionamenti e le riflessioni appunto della politica su questo voto amministrativo. Oggi in Consiglio regionale Andrea Pierini ha raggiunto il Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, e anche altri esponenti di partito del Friuli Venezia Giulia. Ma partiamo proprio dalle considerazioni del governatore Massimiliano Fedriga sull'esito di queste votazioni in Friuli Venezia Giulia. Presidente, qual è il bilancio alla fine di questa tornata elettorale? Beh, sicuramente non si può che essere soddisfatti. Abbiamo non soltanto confermato comuni importanti, penso a Pordenone, penso a Cordenons, penso all'ottimo successo che c'è stato a Trieste, ma penso anche a Muggia, dove ha vinto anche lì in centrodestra, la Tisana, Grado, sulla nostra montagna Paolaro, il secondo comune dopo Tolmezzo della Carnia, quindi sicuramente risultati di grande valore. Le elezioni per il Parlamento sono una cosa, le elezioni amministrative sono un'altra, però forse vi aspettavate qualcosa in più anche guardando alle europee in questa tornata elettorale? Paragonare europee, politiche, ma le stesse regionali al voto amministrativo è improprio. Basti vedere il numero di liste che ci sono, il numero di candidati che ci sono. Se guardiamo l'esempio di Trieste, 10 candidati sindaci, non so quanti centinaia e centinaia di candidati, è chiaro che il voto di opinione in quel caso viene compresso in modo forte, e il voto politico compresso in modo forte, e giustamente dico, viene premiato il voto amministrativo. Io sono soddisfatto perché il centrodestra ha proposto dei buoni candidati che evidentemente i cittadini hanno reputato poter essere buoni amministratori, e questo vuol dire che lavoriamo bene come coalizione, che abbiamo fatto delle scelte consapevoli, non nell'interesse o col bilancino politico un territorio va a te, l'altro va a me, ma proponendo alle persone che meglio non possono dare risposta alle singole comunità. Fa piacere almeno essere indicato come possibile leader della Lega, almeno a livello personale. Poi... No, magari non ne sarei all'altezza, poi io penso che siano ipotesi che sono fuori dalla realtà. In questi giorni e in queste settimane ho letto degli articoli che parlavano di me e di cose che avrei detto, fatto, cose che non sapevo nemmeno io. Abbiamo un segretario che è assolutamente capace, ha portato la Lega, ricordo, dal 4 all'essere primo partito in Italia. Ricordo che stiamo lavorando in modo compatto e unito, i governatori
e io ho coordinato anche i governatori della Lega per un periodo prima di diventare Presidente della Conferenza, sono compatti nella Lega e con il segretario Salvini, quindi sono ipotesi assolutamente inesistenti. Queste dunque le considerazioni del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Come detto, il nostro Andrea Pierini ha raccolto anche altre voci. Si diceva delle riflessioni fatte nella nostra Regione, a partire dalla Lega, che ottiene un risultato importante, ad esempio a Cordenons, ma piuttosto deludente a Pordenone, dove sì, è vero, c'è stato un tripudio per il sindaco uscente Ciriani, ma qui la Lega ha perso punti e non siederanno in consiglio 2 assessori uscenti proprio della Lega. Si interroga naturalmente anche il Partito Democratico, così come il Movimento 5 Stelle. Partito Democratico, ricordiamo che è primo partito a Trieste, città che andrà al ballottaggio, e poi c'è la performance interessante di Fratelli d'Italia. Di tutto questo Andrea Pierini ha parlato con alcuni esponenti, rappresentanti del nostro Consiglio regionale. Il PD ha mantenuto tutto sommato i voti, c'è stato un calo, ma è stato un calo fisiologico in tutti i partiti, cioè proprio la gente non è andata a votare questa tornata. Se io ragionassi solo da segretario regionale del mio partito, dovrei rispondere: siamo il primo partito a Trieste e a Pordenone, nelle 2 grandi città, siamo un partito che tiene e cresce anche in termini di percentuali spesso. Soffriamo un po' di solitudine, quindi dobbiamo ripensare probabilmente un'alleanza più ampia. Non basta il 16% di Trieste e Pordenone, dove peraltro abbiamo dato molto anche a liste civiche a noi molto vicine, quindi io suppongo che a Trieste e Pordenone stiamo ovviamente sopra il 20%, però ribadisco, dobbiamo costruire un'alternativa a Fedriga molto più ampia del Partito Democratico, e questa è davvero la sfida e il compito più difficile per le prossime settimane e i prossimi mesi. È chiaro che c'è una ricomposizione del centrodestra, sembra nettissima, con una preponderanza della destra-destra, una preponderanza di Fratelli d'Italia, la Lega sotto il 10% abbondantemente a Pordenone, appena sopra il 10% a Trieste, e credo che sia un segnale anche per il Presidente Fedriga. La Lega sicuramente non è il partito che in questo momento traina questa coalizione in questo momento viene trainata da Fratelli d'Italia, che sta fuori dal governo nazionale, che lucra voti stando fuori dal governo nazionale, e che in qualche maniera ci fa dire che di fronte non abbiamo più i moderati, ma abbiamo la destra-destra, di cui in qualche maniera dobbiamo costruire un'alternativa. Consigliere, è stata una tornata elettorale complicata per il Movimento 5 Stelle. È stata complicata per tutti, quando c'è pochissima affluenza, come in questo caso è ovvio che dal punto di vista politico bisogna fare più di una riflessione. Per quanto ci riguarda, sicuramente è stata una tornata alle amministrative complicata, ne abbiamo avute anche altre effettivamente negli altri anni, per cui bisogna ovviamente partire anche da questo, senza ovviamente fare riferimento solo ai numeri di questa tornata elettorale. Noi sappiamo cosa serve anche per strutturarsi sui territori, il Presidente Conte lo sa benissimo, è ovvio che è da pochissimi mesi alla guida del Movimento 5 Stelle e in poco tempo non poteva ovviamente stravolgere tutto quello che c'è da fare anche in questa regione. Quindi si guarda alla prossima tornata delle amministrative regionali, insomma era troppo poco il tempo per arrivare organizzati? Beh, questo sicuramente sì. Per quanto riguarda queste elezioni, noi dobbiamo ringraziare ovviamente tutti i nostri candidati che hanno fatto comunque un buonissimo lavoro in questi mesi, e noi sicuramente dobbiamo guardare al futuro portando avanti quelle che sono le nostre istanze, che è quello che ci interessa. Forza Italia sorride di fatto dopo queste elezioni, i voti sono in calo, però i gufi insomma mi volevano già fuori da molti municipi. La prova è proprio nelle percentuali di voto che abbiamo preso in modo particolare, mi riferisco alla regione Friuli Venezia Giulia, dove abbiamo fatto sicuramente un risultato importante, dove Forza Italia comunque risulta anche determinante in alcune situazioni per portare il centrodestra alla guida dei municipi, quindi sì, sorrido perché sono contenta, perché ci siamo, perché Forza Italia c'è, perché il Presidente Berlusconi come sempre è stato in grado di dare una linea precisa, che è stata quella forse che più di tutto ha pagato. Evidentemente sulla questione che riguarda
riguarda il Green Pass, piuttosto che sulla questione che riguarda la Presidenza del Consiglio con Mario Draghi, quindi questo è un tema politico che ha pagato. Perciò da Forza Italia sicuramente si può ripartire, cominciando a rivedere e a rifare quella politica che parla di competenza, quella politica che non urla ma che propone, discute, ma poi mette in pratica, e la politica del fare, quella che ha sempre contraddistinto la linea dettata dal Presidente Berlusconi. Si sono chiuse queste elezioni, almeno nel primo turno, in particolare a livello nazionale, in cui in molte regioni il centrosinistra è tornato al governo, in Friuli Venezia Giulia luci e ombre, come insomma in molti altri territori. Il dato nazionale vede un vero e proprio, se possiamo chiamarlo così, partito degli astensionisti, nel senso che le persone non vanno a votare, anche perché probabilmente dal loro punto di vista hanno tanti problemi e non si sentono, non si identificano in una rappresentanza politica. Luci e ombre, diciamo, in queste elezioni. C'è una destra, quindi Fratelli d'Italia, che è cresciuta tantissimo. La Lega non è andata come forse si aspettavano e il centrosinistra, il PD, ha tenuto botta di fatto. Certo, io penso che tutto ciò che possa configurarsi come un estremismo e un voto, come dire, di lotta e un voto di protesta può funzionare e reggere per un quid di tempo, ma dopo, come dire, le persone comunque vogliono che, oltre che a parlare e a gridare nei microfoni e nelle televisioni, tu gli porti dei fatti concreti. Siamo appunto per un discorso di poter, come dire, condividere quelli che sono dei programmi mirati proprio sulla salute della gente, sul lavoro e sulle attività produttive, nonché naturalmente sul mondo della scuola. Sono qua, come dire, i banchi di prova rispetto ai quali poi l'elettore ti va a testare e ti dà la propria fiducia. Fratelli d'Italia sorride, Fratelli d'Italia sta raccogliendo i frutti di una, non dico di una campagna elettorale, ma di un'esperienza di crescita del nostro partito che è avvenuta a livello nazionale, a livello locale, e quindi noi cosa stiamo facendo adesso? Stiamo raccogliendo questi frutti. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo, come dire, la fortuna di avere una leader nazionale che va molto bene, ma allo stesso tempo non abbiamo dimenticato il legame con il territorio. Attendavamo proprio l'esito elettorale delle amministrative per capire se questo nostro legame con il territorio di Fratelli d'Italia riusciva a dare gli stessi frutti del livello nazionale, quelli che stanno portando Giorgia Meloni ad essere una delle più grandi leader dei vari partiti, e questo è accaduto. È accaduto a Trieste, è accaduto a Pordenone, è accaduto a Cordenons, ma diciamo che in tutte le realtà dove ci siamo presentati abbiamo fatto un buon risultato. Voi mi chiederete perché, il motivo è semplice: abbiamo scelto delle persone valide, delle persone che sono riuscite ad andare in giro in mezzo alla gente, a raccogliere le loro esigenze e a portare quello che è il nostro simbolo, la nostra bandiera, e allo stesso tempo quelle che sono le realtà che vogliamo costruire con gli esempi che abbiamo dal Senato alla Camera, passando per il Consiglio regionale e nelle amministrazioni locali, dove siamo sempre effettivamente più forti. Ci andiamo adesso un po' più nel dettaglio, andiamo a vedere che cosa è successo in alcuni dei principali comuni chiamati al voto in Friuli Venezia Giulia. Iniziamo dal capoluogo di regione, Trieste. 10 erano i candidati chiamati a contendersi il ruolo di primo cittadino. Come anticipato, Trieste andrà al ballottaggio il 17 e il 18 ottobre. La sfida sarà tra Roberto Di Piazza, rappresentante del centrodestra, e Francesco Russo per il centrosinistra. Nel prossimo servizio di Andrea Pierini riassumiamo quanto successo con le elezioni a Trieste. Il clima ieri sera era ancora di tregua dopo un mese di campagna elettorale nel corso della quale sono volati gli stracci. Roberto Di Piazza del centrodestra non ha superato il 50% più uno dei voti, ma alla fine si ferma di pochissimo sotto il 47%. I cittadini di Trieste sono molto colti, molto intelligenti, hanno capito chi ha voglia di fare il nostro programma,
è un candidato del centrodestra unico, loro dovranno appena mettersi attorno a un tavolo e discutere su 6-7 programmi. Francesco Russo, centrosinistra, di voti ne deve recuperare 12.500. Che da mesi ci dicevano che Roberto Di Piazza avrebbe vinto al primo turno, e invece al primo turno abbiamo ribaltato il risultato e adesso siamo pronti per quel sorpasso che nel secondo turno è possibile, anche perché nei seggi di cui abbiamo notizia le liste che mi appoggiano, più i giovani di Adesso Trieste, più il Movimento 5 Stelle, con gli ambientalisti, sono sopra il centrodestra e quindi la prospettiva di dare un cambiamento a Trieste è assolutamente realistica. Ago della Bilancia, comunque con un ruolo fondamentale, Adesso Trieste, che ha toccato l'8,62%. Il nostro impegno innanzitutto sarà quello di costruire, come abbiamo provato a fare anche durante questa campagna elettorale, degli strumenti di partecipazione a disposizione delle persone per tornare anche a credere, no? Nella politica, nell'utilità di fare politica per cambiare, per migliorare le nostre condizioni. Male il Movimento 5 Stelle al 3,4%. Ci aspettavamo sicuramente un calo importante, chiaramente non di questo livello. Sorride invece il Movimento Novax delle 3V, che con Ugo Rossi farà il suo ingresso in Consiglio Comunale con il 4,46%. Sicuramente è un dato positivo per un partito comunque nuovo. Siamo nati da poco e ci siamo presentati a queste elezioni e comunque abbiamo avuto tutto contro. Appoggio esterno a Francesco Russo, ma nessun apparentamento. Adesso Trieste, il movimento nato meno di un anno fa, nell'assemblea ha deciso di non fare accordi diretti e portare gli oltre 7.000 elettori, l'8% del totale, al candidato di centrosinistra. È una scelta per noi che deriva inevitabilmente dal sistema a doppio turno. Al primo le Triestine e Triestini hanno votato la soluzione per loro migliore per il futuro della città. Siamo orgogliosi comunque di aver raccolto migliaia di preferenze, non ci consentono di sfidare direttamente al secondo turno il sindaco uscente. Siamo convinti che in questo scenario vada fatta una scelta prettamente valoriale, quella cioè di evitare che ci sia un quarto mandato di Di Piazza, questa volta a trazione di estrema destra con un partito come Fratelli d'Italia, che peraltro ha candidato personaggi dichiaratamente fascisti nelle sue liste. Si tratta di un livello minimo di civiltà che vogliamo contribuire a difendere. Ciò non toglie che nei prossimi anni saremo presenti dentro e fuori dalle istituzioni e continueremo a portare avanti il nostro programma, che è comunque alternativo a quello dei candidati che sono arrivati al secondo turno. Dicevo appunto che l'astensione... Questo dunque è l'esito del voto a Trieste e poi anche un aggiornamento che riguarda appunto come si stanno organizzando i partiti, come si stanno organizzando le liste in vista appunto del ballottaggio. Proprio su quanto accaduto e quanto succederà a Trieste abbiamo sentito i rappresentanti dei vari partiti in Consiglio regionale. Questo esploit di Fratelli d'Italia su Trieste? Ma io credo che il buon risultato che ha avuto Fratelli d'Italia, ma devo dire anche l'ottimo risultato che ha avuto Forza Italia sopra le aspettative, l'aumento di voti rispetto alle scorse elezioni amministrative della Lega, non penso che siano condizionate da sì o no Green Pass, sì o no vaccino. La dimostrazione sta nel fatto che c'era una forza candidata alle elezioni comunali che invece era espressamente diciamo, collegata al Novax o comunque al no Green Pass a prescindere. Quindi evidentemente io penso che Fratelli d'Italia, come Forza Italia e come la Lega, abbiano espresso dei buoni candidati e la gente giustamente ha premiato la coalizione e i partiti che la compongono. Il Partito Democratico è una tornata elettorale complessa. Partiamo da Trieste, dove si va al ballottaggio ed era il risultato che vi eravate posti al primo turno, poi al secondo sarà difficile, però non così impossibile. È il risultato che ci eravamo assolutamente prefissi all'inizio e non era così scontato fino a un anno fa. Andiamo al ballottaggio a Trieste e si riparte da zero, si riparte anche con nuove alleanze e con una visione diversa per la Trieste del futuro. Io penso che Francesco Russo fino in fondo giocherà la partita e questa sarebbe una partita che dà un segnale chiaro anche di un possibile cambiamento a livello regionale. Andando un po' più nel dettaglio, Trieste è stato sempre detto che non è una piazza 5 Stelle, anzi, però c'è stato un calo importante in queste elezioni. Cosa non ha funzionato?
Come detto, il fatto di non avere magari quel tipo di struttura che si richiede da tanto tempo, anche quella catena tra consiglieri comunali, anche Parlamento, ovviamente credo che poi possa incidere anche su quelle che sono le aspettative delle persone, cioè il fatto che la maggioranza degli elettori ancora non sappia che se si è chiusa l'area caldo a Ferriera è merito del Movimento 5 Stelle, metto lì un punto, oppure se sono arrivati 400 milioni per il porto di Trieste è merito anche del ministro Patuanelli, ovviamente, che al governo ha potuto far sentire la voce di questa città. Quindi a noi ovviamente tocca migliorare sicuramente dal punto di vista comunicativo, far capire alla gente quello che facciamo e quindi non dobbiamo concentrarci solo su quello che facciamo. È difficile, ma lo faremo. Non è andata bene però a Trieste a livello di lista, perché insomma Fratelli d'Italia è sopra di 6 punti, 5 punti percentuali, quindi è un dato che deve far riflettere? Ma allora è evidente che qualunque risultato elettorale deve far riflettere, perché se non avessimo la capacità di riflettere su questo sbaglieremmo, no? Però è altrettanto vero che comunque Trieste in qualche modo è una città che ha una forza comunque storica anche della destra italiana, e in ogni caso comunque la Lega rispetto a quelli che sono i numeri suoi generali è anche cresciuta. È evidente che comunque c'è un voto locale, non un voto espressamente politico, ma credo che si debba guardare poi il quadro complessivo, che comunque rimane assolutamente soddisfacente a Trieste, al di là di quelle che sono poi naturalmente le valutazioni rispetto ai partiti che fanno parte del centrodestra, perché è chiaro che noi non possiamo arrivare davanti dappertutto, è normale che in alcune parti si arrivi davanti, in alcune parti si arriva dietro, insomma ecco, l'importante è che comunque i numeri arrivino sempre nella coalizione del centrodestra e ci diano ragione da questo punto di vista. Pertanto in questo momento l'impegno è quello di cercare di far sì che al ballottaggio si confermi il risultato importante che ha avuto il sindaco di Piazza e si riesca a confermare questi risultati. Quella per noi è la vera vittoria, anzi l'unica vittoria che conta. Ci spostiamo adesso nella destra tagliamento con Pordenone, dove si diceva è stato un successo per il sindaco uscente Alessandro Ciriani, che dopo 5 anni di mandato ha ottenuto ampiamente il benestare dei suoi cittadini per portare avanti la sua missione su Pordenone. Tutto fatto dunque al primo turno, a Pordenone non ci sarà ballottaggio e un'altra importante conferma riguarda anche il comune di Cordenons, pure questo potenzialmente interessato dal ballottaggio, ma anche qui la partita è stata chiusa al primo turno con una riconferma. Sintetizza tutto per noi Daniele Micheluz. Riconfermati al primo turno e in maniera netta. I sindaci di Pordenone e Cordenons, entrambi del centrodestra, Alessandro Ciriani e Andrea Delle Vedove, governeranno i rispettivi municipi per altri 5 anni. A Pordenone Ciriani ha ottenuto il 65% delle preferenze. Con la sua lista Pordenone Cambia prima al 27%, seguita da Fratelli d'Italia al 13% e UDC, Forza Italia, Pordenone Civica al 12,8%. In netto calo la Lega, ferma all'8,5% con i 2 assessori uscenti, Eligio Grizio e Stefania Boltin rimasti fuori dal Consiglio. Così come i candidati sindaco Anna Ciriani e Vito Cloud fermi al 3 e all'1,5%. La tendenza è assolutamente positiva e gratifica me, gratifica l'amministrazione, gratifica la maggioranza che in questi 5 anni ha guidato la città in un momento molto difficile. Questo ovviamente chiude un capitolo di polemiche, di incomprensioni, talvolta anche di strumentalizzazione, e consentirà per i prossimi 5 anni di proseguire la strada tracciata con il programma amministrativo. Fermo poco sotto il 30% il candidato di centrosinistra e 5 Stelle Gianni Zanolin. Ci siamo trovati a combattere una battaglia dove un sindaco uscente aveva oggettivamente nel carniere delle cose fatte, noi stessi non lo abbiamo negato, soprattutto abbiamo puntato a fare delle proposte, questo ci interessava fare. Ora la speranza è che, pur nella vittoria, Alessandro Ciriani tenga conto del fatto che deve essere sindaco di tutta la città. A Cordenons, secondo mandato per Andrea Delle Vedove. È un bel premio per il grande lavoro che abbiamo fatto in questi 5 anni, abbiamo fatto grossi sacrifici, abbiamo anche affrontato critiche strumentali da parte delle opposizioni, abbiamo lottato, siamo difesi, la gente vediamo che è con noi, questo ci fa piacere. Per Paolo Peressoni, il suo principale rivale, è sfumato il sogno ballottaggio. Io avevo messo nel conto tutti gli scenari possibili, visto che per noi era un laboratorio questo largamente innovativo.
Tutto fatto dunque al primo turno per Pordenone e Cordenons, ma anche qui ci sono diversi spunti di riflessione che abbiamo girato, che il nostro Andrea Pierini ha girato agli esponenti di partito incontrati questa mattina in Consiglio regionale. Il dato forse più incoraggiante per Forza Italia è quello di Pordenone, veramente per una manciata di voti dietro a Fratelli d'Italia. Segnale che sul territorio si è lavorato bene. Ma guardi, io penso che ci siano forse due elementi che vanno sottolineati sul tema del risultato di Pordenone, che è quello che certamente parte è stata gratificata dalla buona amministrazione e parlo di amministrazione quindi, no, della Giunta Ciriani, che sicuramente ha gratificato i cittadini di Pordenone, ma un'altra parte del voto favorevole a Forza Italia è stata proprio il voler premiare la linea politica. Quindi ci sono due elementi che si coniugano in un unico risultato molto molto buono, ma che riguarda sia la parte amministrativa riconosciuta, sia anche però la parte diciamo più politica, quindi è un voto anche politico per quello che posso vedere e quello che ritengo. Pordenone è stato un laboratorio, in particolare mi riferisco ovviamente all'alleanza col Partito Democratico. Lì è stata fatta una scelta dal gruppo locale che evidentemente era convinto che quella potesse essere la soluzione migliore. Io non credo ci debbano essere rimpianti o altro, credo anche, sono convinto tuttora che il candidato Zanonin fosse una persona molto, molto valida e sicuramente appoggiare, per cui da questo punto di vista ha fatto sicuramente bene il gruppo locale di Pordenone a fare a prendere questa strada. Se sia laboratorio o meno, ovviamente come detto dal punto di vista amministrativo, come abbiamo diciamo, comuni dove il centrodestra stravince o straperde, perché se pensiamo a Palmanova ovviamente c'è una perdita del centrodestra, ma questo è solo un esempio. Anche per noi ovviamente ogni comune fa diciamo, gara a sé e quindi vedremo se da quel 2023 cambieranno le condizioni e ci sarà diciamo anche l'esito di questo laboratorio oppure no a livello regionale o anche nazionale. Rimanendo nella destra a tagliamento c'è poi il caso di San Vito al tagliamento. Qui si andrà al ballottaggio, esattamente come accadrà per Trieste, il 17 e il 18 ottobre. Si andrà al ballottaggio, ma in questa nuova sfida di fatto non verrà coinvolta la candidata che in qualche maniera aveva raccolto il testimone del sindaco uscente Antonio Di Bisceglie, che a conclusione del secondo mandato non poteva più candidarsi. Vediamo allora la situazione a San Vito al Tagliamento. Serviranno altri 15 giorni per dare un nome al nuovo sindaco di San Vito al Tagliamento. Dopo il primo turno andranno al ballottaggio Alberto Bernava con il 35%, sostenuto da Cittadini Alternativa Comune e Vivere San Vito, e Valerio Delle Fratte col 34%, appoggiato da Amo San Vito, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. Fuori invece Susi Centis con il 30%, espressione del PD e del centro-sinistra, ma pesa anche il fatto che l'ex sindaco Antonio Di Bisceglie non sia riuscito a entrare in consiglio. Bernava è pronto alla sfida, anche se non fa raccordi con il centro-sinistra. Un primo posto che chiaramente premia il lavoro che abbiamo fatto in questi lunghi mesi e dei dati molto positivi che riguardano soprattutto il riscontro al sindaco, che ha fatto la differenza, riscontro diretto al voto al sindaco, e poi chiaramente un grande risultato delle nostre liste con i nostri candidati che hanno raccolto personalmente tante preferenze. E poi permettetemi un orgoglio personale, sono capogruppo uscente del nuovo primo partito o la prima lista a San Vito Tagliamento, i Cittadini per San Vito. Per Delle Fratte sono decisive le prossime 2 settimane. Un progetto nel quale abbiamo sempre creduto e gli elettori ci hanno premiato per questo. Gli elettori hanno deciso di mandare noi al ballottaggio insieme a una compagine insomma, che c'è avversaria in questa esperienza, sulla quale dovremo marcare bene le differenze, perché differenze ce ne sono e sono molto evidenti. Noi ci siamo sempre caratterizzati per un discorso molto semplice: noi non abbandoneremo nessuno, non lasceremo indietro nessuno, anzi andremo a recuperare tutto quello che in questi anni è stato abbandonato.
Su questo comune ancora in bilico, che ancora dovrà decidere chi sarà a guidarlo, sentiamo le opinioni, i commenti di Sciaurli, Bordin, Basso e Liguori. Ballottaggio anche a San Vito, territorio strano, là la partita è ancora più complessa. Beh, lì avevamo 3 candidati, di cui 2 sostanzialmente riconducibili ad aree di centrosinistra, ci si aspettava una corsa a 3 fino all'ultimo voto. Ahimè, la nostra candidata Susi Centis rimane fuori dal ballottaggio. Per noi è un dolore ed è anche una sconfitta, perché abbiamo amministrato e credo amministrato bene San Vito in questi anni. Ora io spero comunque, lo dico in maniera chiara, che non vinca il centrodestra ma vinca un'area moderata che guarda a una visione progressista del Paese. Beh, essere arrivati al ballottaggio di San Vito è una cosa importantissima, per il centrodestra è un risultato fondamentale ed è merito delle squadre che hanno lavorato sul territorio, tutte le forze politiche. Penso, per quanto ci riguarda, al consigliere Alfonso Singh, che si è speso tantissimo su San Vito al tagliamento, ma non per se stesso ma per la squadra, e credo che in questo momento ce la giochiamo ed essere lì pronti a giocarcela al ballottaggio a San Vito sia un segnale fondamentale. Ora spetta ai sanvitesi decidere se guardare al futuro con una compagine nuova, un sindaco nuovo, dare quindi al centrodestra la possibilità di amministrare la città, oppure rimanere ancorato a quelle che sono le logiche precedenti. Ecco, noi siamo diciamo, fiduciosi che ci possa essere veramente questo sguardo al futuro e che San Vito possa essere tra 15 giorni amministrata dal centrodestra. Beh, San Vito è una piazza davvero incredibile, ce l'abbiamo messa tutta, anche lì abbiamo un buon risultato di Fratelli d'Italia, grazie a un lavoro del coordinamento locale che è stato apprezzato e apprezzabile e che è maturato nel corso degli anni, e allo stesso tempo siamo al ballottaggio, che per San Vito, come dire, è già una buona cosa, grazie a una coalizione valida, un candidato sindaco valido e a delle persone che ci credono veramente, noi ci crediamo ancora e lavoreremo fino all'ultimo minuto per poter vincere. San Vito, dove i cittadini, la lista civica cittadini ha fatto molto bene ed è andata al ballottaggio e andrà al ballottaggio col centrodestra. Chiaro che la campagna elettorale, come dire, la propaganda lascia il tempo che trova. Secondo me invece è il lavoro quotidiano di chi viene eletto nei comuni o nella regione e rappresenta il proprio elettore che ti giudica nella quotidianità naturalmente dei rapporti. È come dire la fiducia casa per casa che nei confronti appunto di Bernava, che è il candidato sindaco di San Vito Natisone, finora gli sta dando ragione. Diversi naturalmente i comuni al voto anche nella provincia di Udine. Andremo a vedere nel corso di questa puntata alcune situazioni che si sono verificate in alcuni comuni, sui quali poi si è concentrata l'attenzione, si sono concentrati i commenti e le valutazioni. Iniziamo da Latisana e San Giorgio di Nogaro. A Latisana non ce l'ha fatta il vice sindaco uscente Valvason, nuovo primo cittadino di Latisana è Lanfranco Sette, che era peraltro già stato anche assessore provinciale di Udine. Poi il caso di San Giorgio, un comune che ha avuto una storia travagliata negli ultimi mesi, ci sono state le dimissioni del primo cittadino. In questo caso il centrodestra ha deciso di presentarsi diviso con 2 diversi candidati. Questo alla fine ha giocato a favore di Piero Del Frate, che è stato appunto eletto nuovo primo cittadino, un ritorno per lui al ruolo di sindaco. E allora sentiamo i neo primi cittadini e poi i commenti, le osservazioni di Bordin e Basso. Noi abbiamo rappresentato in questo mese di campagna elettorale una volontà che è quella di metterci al servizio, lo dico, lo confermo in questo momento. Noi puntiamo a servire al meglio delle nostre possibilità i cittadini latisanesi, la politica in una città importante, perché Latisana in provincia di Udine è la 4ª città, dopo Udine, Codro e Potavagnaco c'è Latisana. Latisana è da sempre definito un laboratorio politico, perché qui a Latisana c'è una grande partecipazione e c'è uno sforzo comune di ricerca continua di quelle che sono le migliori soluzioni per rappresentare una comunità. Noi a viso aperto ci siamo sempre confrontati, le forze politiche
hanno sempre dichiarato appartenenze, progetti, strategie. Nella chiarezza c'è anche il distinguo, c'è anche l'affermazione di alcuni principi e l'elaborazione di alcuni progetti. Noi sono circa 4 anni che lavoriamo su questa alternativa che abbiamo proposto ai cittadini. Un'ulteriore dimostrazione che se si va divisi si perde, ed così è avvenuto nel 2018 per noi, per quell'area del centro-sinistra. Io credo che i cittadini in un certo senso abbiano premiato questo indirizzo, ma non solo, anche i nostri programmi, le idee, i ricordi del passato, perché 15 anni di amministrazione abbiamo realizzato moltissime opere. Ecco, io so che l'impegno è piuttosto gravoso. Bisognerà che la squadra si impegni fin da subito e io mi auguro di essere, come dire, di corrispondere alle aspettative dei cittadini. Guardando alla Bassa Friulana, sorridete e anche molto alla Tisana, un po' meno forse a San Giorgio di Nogaro. Beh, la Tisana, come dire, era un feudo che andava in qualche modo preso, l'abbiamo preso con un grande candidato, Lanfranco Sette di Fratelli d'Italia, persona che tra l'altro conosco personalmente e al quale va il mio grande augurio di buon lavoro. Sarà un ottimo sindaco, poi non si può avere tutto, ci sono state, non è il territorio di cui mi occupo, ma so che in altre realtà ci sono stati altri tipi di problemi, però come dire, la politica è fatta anche di questo e come voi ci insegnate adesso rallegriamoci dei risultati che abbiamo avuto e dove non li abbiamo avuti così positivi ci sforzeremo per fare in modo che lo diventino in futuro. Ma sì, la Tisana ovviamente il risultato del candidato Lanfranco Sette è stato eccellente e questo naturalmente non può che farci piacere perché comunque è una città importante, forse la città che, anzi sicuramente la città che è punto di riferimento poi nel nostro territorio. Palazzolo dello Stella, insomma, ne ho fatto il sindaco per 3 mandati e chi mi ha succeduto ha fatto un ottimo lavoro ed è stato assolutamente premiato. La Lega anche lì ha avuto un risultato importante perché comunque ha 5 consigli di maggioranza su 10 e quindi sicuramente anche lì il risultato è buono. San Giorgio di Nogaro credo che siano state pagate le divisioni, è abbastanza chiaro, dove il centrodestra si è presentato compatto ha vinto, dove il centrodestra si è diviso purtroppo ha perso. Le divisioni che hanno portato alle dimissioni del sindaco Mattiussi e alle elezioni sono state poi confermate successivamente nonostante l'impegno profuso dalla Lega, in particolare da Arianna Andreossi che ha fatto la coordinatrice sul territorio per cercare una sintesi fra le 2 forze politiche di centrodestra. Non ha avuto purtroppo un esito positivo perché sono rimaste le divergenze fra le 2 anime e queste 2 anime sono presentate separate. Noi per ragioni di coerenza ci siamo presentati con la squadra uscente, il risultato è che abbiamo 6 consiglieri di minoranza, 3 da una parte e 3 dall'altra. Chiaramente non la consideriamo una vittoria, è assolutamente una sconfitta, ma credo che questa sconfitta debba pro futuro far riflettere coloro che non sono riusciti a trovare un equilibrio e un'aggregazione ampia di centrodestra. Quindi abbiamo sbagliato, naturalmente speriamo che fra 5 anni questo errore non venga ricommesso. E adesso ci occupiamo della situazione di Palmanova. Esattamente come a San Vito al Tagliamento, il sindaco, in questo caso Martinez, aveva alle spalle già 2 mandati, non c'era per lui la possibilità di presentarsi nuovamente in corsa per la poltrona di sindaco. Lo ha fatto per lui l'assessore alla sanità Tellini, che alla fine si è imposto ed è appunto diventato nuovo sindaco della città stellata. Vediamo. Prima di tutto devo ringraziare tutta quella gente che c'è qui, che è venuta a darmi calore e questo mi rincuora molto. Devo ringraziare tutti i cittadini che hanno avuto fiducia in me e che spero di ricambiare con un buon lavoro da sindaco. Poi ringrazio tutti i candidati delle mie liste che si sono profusi in impegno continuamente per parecchi giorni e hanno portato a casa un risultato molto importante. Ecco, naturalmente una vittoria che arriva da un lavoro importante fatto dal sindaco uscente Francesco Martinez qui alla mia sinistra. Ecco, abbiamo anche un supporter che entra nella nostra diretta. Ecco,
già sindaco, insomma, un impegno che continua. Io direi che oggi ha vinto Palmanova, perché Palmanova rimane in mano a gente concreta, a gente che ha capacità di amministrare, che ha fatto bene in 10 anni, che sicuramente con Giuseppe Terni sindaco farà ancora bene. Direi che abbiamo vinto anche contro Davide e contro Golia. Qua la regione si è schierata con l'ultimo video fatto da Federica sabato, dove diceva vota Di Piazza, si è schierata con Di Piazza. Io mi auguro che la regione mantenga gli impegni che ha assunto nei nostri confronti, perché onestamente quando si è presidente di una regione non si fanno appelli al voto da uomo di partito. Questo dico oggi, ha vinto Palmanova, sembrava che dovessero espugnare Stalingrado. Qui sono arrivati tutti, ce l'abbiamo fatta perché avevamo 3 grandi liste, un bellissimo candidato sindaco e un grande lavoro fatto, e sicuramente continueremo su questa strada perché dico che è la strada giusta per Palmanova. Ecco, assessore uscente alla sanità è un tema importante per Palmanova, molto sentito, ma anche il turismo, la città UNESCO che deve crescere. Allora, sicuramente continueremo a valorizzare la città dal punto di vista turistico. Per quanto riguarda il problema ospedale, devo dire che i cittadini di Palmanova devono ricordare due video. Uno in cui appariva Salvini e Federica con la maglia verde con su scritto La Tisana a favore della non chiusura del punto NAS La Tisana, e soprattutto il video di Federica che snocciolava come una giaculatoria i servizi che sarebbero stati affidati a Palmanova, di cui adesso non vediamo assolutamente niente. Curioso sicuramente è il caso del comune di Tor Viscosa, dove c'è stato un vero e proprio colpo di scena. Lunedì pomeriggio, durante la nostra maratona elettorale, ad un certo punto vi abbiamo dato il nome di quello che era stato effettivamente ufficializzato come nuovo primo cittadino, Enrico Monticolo. Lo abbiamo dato per sindaco, e sindaco è rimasto solo per qualche ora, perché poi ad un certo punto in uno dei seggi di Tor Viscosa il presidente, mosso da alcuni dubbi, ha proceduto ad un riconteggio delle schede. E che cosa si è scoperto? Che 2 candidati, Monticolo e Turco, coetanei, nati nello stesso anno, avevano ottenuto lo stesso esatto numero di voti, 544 per la precisione. Come ci si muove in questi sensi? Ci si muove come dice la legge. La legge dice che diventa sindaco il candidato più giovane, quindi non più Monticolo, rimasto sindaco solo per qualche ora, ma il suo sfidante più giovane di appena 3 mesi. Così sono andate le cose a Tor Viscosa. Ci racconta tutto Isabella Gregoratto. Elezioni al Cardiopalma a Tor Viscosa, dove a parità di voti Marco Turco, assessore ai lavori pubblici uscente, ha battuto Enrico Monticolo. Entrambi sono del 1967. In base alla legge elettorale, in caso di parità, vince il più giovane, come nel caso di Turco, che è nato 3 mesi dopo Monticolo. Alla chiusura dei seggi, Monticolo, sostenuto da 2 liste, Insieme per Tor Viscosa e Tor Viscosa rinasce insieme, pensava di aver vinto la competizione con uno scarto di 4 punti rispetto a Turco, che era sostenuto dalle liste Progetto Comune e Tor Viscosa c'è. Ma all'improvviso la sorpresa, come ci racconta lo stesso Turco. Mentre nel seggio numero 2 e nel numero 3 le cose sono andate lisce, nel seggio numero 1 i conti non tornavano, le schede, il numero delle schede, i conteggi non battevano, al che il presidente di seggio ha ritenuto di contare più volte e rifare il conteggio delle preferenze, e alla fine, a notte fonde, ha fatto il verbale dove la conclusione era che io e Monticolo avevamo i medesimi voti, quindi 545 voti a testa. E ora Monticolo sta valutando se ci sono i presupposti per presentare ricorso nelle sedi opportune, mentre Turco intende studiare la situazione che si è creata a Tor Viscosa. Nel seggio numero 1 e nel seggio numero 2 noi siamo risultati vincenti, quindi avevamo più voti rispetto ai nostri avversari. 1 e 2 sono i voti del centro, mentre il seggio numero 3 sono le periferie. Ecco, lì noi abbiamo effettivamente perso 98 voti. Ma la sorpresa del risultato dell'ulteriore conteggio delle preferenze ha scaldato gli animi. C'era qualcuno che urlava in maniera abbastanza volgare, parole insomma denigratorie nei nostri confronti, ma comunque evidentemente sì, qualche brindisi di troppo ha provocato anche questo.
E poi c'è il caso di Grado, parliamo allora di questa località. Qui a scendere in campo è stato tra gli altri anche il sindaco uscente Dario Raugna. Non gli è andata bene in realtà. Nel corso sempre della nostra maratona di lunedì vi abbiamo dato conto ad un certo punto del messaggio dello stesso Raugna che ha incoronato come vincitore delle elezioni Kovač, che è appunto il nuovo sindaco di Grado, con un distacco importante sul primo cittadino uscente. Vediamo. Indubbiamente la cosa mi fa estremamente piacere, non soltanto a titolo personale, ma soprattutto per tutta la coalizione di centrodestra che io rappresento. Noi della coalizione abbiamo cominciato a lavorare circa un anno fa, proprio durante finita l'estate, abbiamo lavorato insieme, abbiamo cercato di creare questa nuova forza politica perché la novità che io rappresento è proprio questa, l'unità del centrodestra, che a Grado non c'è mai stata e penso che questa sia stata, come dire, se posso usare questo linguaggio, la leva per scardinare la giunta che ha governato di centro-sinistra, di sinistra che ha governato sino ad oggi. Riconquistata anche Grado. Riconquistata anche Grado, sì, riconquistata anche Grado con diciamo anche grande responsabilità da parte del centrodestra che ha sempre trovato forse qualche po' di difficoltà nell'essere unita proprio nel comune di Grado, invece questa volta c'è stata un'unità di intenti e soprattutto una convergenza su un programma presentato ormai dal sindaco Kovač, quindi sì, anche Grado ripresa. Si sorride invece di meno a Grado, è cambiato il colore del municipio. I cattivi dicono che in realtà il PD appoggiava più Kovač che Raugna. Queste sono scorie anche del passato. Io già la volta scorsa sono stato uno dei pochissimi ad andare a sostenere il candidato del Partito Democratico anche nella scorsa tornata elettorale e l'ho fatto orgogliosamente perché uno sostiene le scelte del proprio partito a livello locale e non fa imposizioni dall'alto. Sono però quelle che citavi tu, Grado, in parte Muggia, sono le sconfitte che ci fanno dire che effettivamente c'è ancora molto lavoro da fare e ci fanno pendere verso una negatività di questa tornata amministrativa, ricordando lo straordinario risultato del ballottaggio a Trieste, ma anche alcune sconfitte dolorose come quella di Grado e quella di Muggia. Bene anche a Grado che è ritornata al centrodestra. Beh, ovviamente dove vinciamo siamo contenti, questo è un dato di fatto. Per rimanere nel tema che mi rappresenta, che rappresenta il mio partito, laddove c'eravamo ci siamo rinforzati, laddove non c'eravamo siamo comparsi e allo stesso tempo anche in altre realtà dove magari le cose sono andate un po' meno bene, però ci siamo stati, abbiamo fatto con grande decoro e grande dignità una campagna elettorale che ci ha visti protagonisti e soddisfatti degli esiti di tutti. Per questa sera è tutto, grazie come sempre per la vostra cortese attenzione, l'appuntamento è per la prossima settimana, arrivederci.